Siamo con Alberto Tognon, qui dov'è che siamo, Tognon? Spieghiamo ai nostri... A ridosso del centro, insomma, appena usciti dall'autostrada di Marghera. Via Canestrini, angolo via Damiano Chiesa. Perché ci ha chiamato lei, Tognon? Ho chiamato perché è anni che vado avanti, sarà circa più di 20 anni, completo abbandono. La zona qua, basta vedere le riprese che state facendo, in che condizioni è. Io sono andato anche a parlare direttamente col direttore, il presidente dell'ATE Speranzon. Lui mi ha detto cosa vuole, ormai 3/4 sono proprietari, sì, ma prima era proprietario dell'ATE, però hanno verniciato tutta Marghera, però si sono dimenticati di questa zona. Io è anni che vado avanti, ma risposte zero. Io ho detto perlomeno venite a vedere nemmeno in che condizioni, guarda. Ma questi comunque sono proprietari, sono rimasti proprietari, però il resto è Ater, giusto? Diciamo che c'è un po' di Ater e proprietari. Io qua ho una lista e ci sono, allora, 11 abitati, 19 vuoti. Questi sono appartamenti che sono anni, sarà 4-5 anni, anche palazzoni con il stanziamento della regione che li hanno restaurati, però non si decidono a aprire. Scusi, lei l'ha segnalato al presidente dell'ATER? Loro mi hanno risposto, stiamo valutando di cosa, venderli ai privati, non ho dato risposta. Quindi li hanno ristrutturati ma sono rimasti vuoti? Guarda, sì, ma finanziamento della regione, non so, io vedi qua, ci sono tutti questi appartamenti vuoti, no? E poi c'è carenza di abitazione. Così è sfitta, ma non ci sono i bandi per riaffittarli, niente? No, proprio non interessa niente a loro. Se lì è 6 anni che è in casa di riposo, 6 anni, è chiuso. Se tu dopo suoni un campanello, ti faccio sentire l'odore acreo che viene fuori dalla porta, sembra che ci sia un morto dentro in casa. Lo sbaglio che ha fatto soprattutto l'ATER è quello di vendere gli appartamenti a macchia di leopardo, che è la peggior cosa, perché se uno compra il privato non tira fuori più neanche 5 lire per le manutenzioni esterne o delle scale. L'unica cosa che doveva fare l'ATER era vendere palazzoni completi. E così funziona, perché se no a macchia di leopardo poi la situazione è quella che vedete, insomma, che è uno schifo, è veramente uno schifo. E poi trovarsi in questa situazione di degrado penso che sia veramente una cosa vergognosa. Vi facciamo vedere un vano scala in condizioni da terzo mondo, una roba vergognosa. È possibile andare avanti così, non so. Dopo loro fanno sempre dei proclami per televisione, stiamo vedendo, stiamo facendo, ma cosa fanno? A vendere i privati sì, perché loro, secondo me, non hanno interessi a restaurare una casa che ha 60-70 anni. Quanto valgono queste qua? Queste qua penso che, non so, calcolando l'età che c'era dentro lì, penso sui 20.000 euro. Vogliamo dire che a questo punto se qualcuno deve venirmi a trovare mi vergogno. Io vengo a trovarti, no, dico vengo io perché non posso. Dov'è che abita? Via Damiano Chiesa, numero 4B. Sono 2 palazzine private in mezzo a tutto questo, perché non è che chiediamo la luna, chiediamo un ripristino un po' di questi palazzoni, insomma, fuori del mondo. Sì, in effetti, come dice la signora, c'è un degrado spaventoso. Cioè, io sinceramente avevo messo anche la casa in vendita, ma te la ribassano tantissimo, perché quando si girano attorno, oltre ad essere un degrado, secondo me è anche pericoloso, perché ci sono certi punti dei terrazzini che stanno perdendo dei pezzi. È da anni che non viene fatto niente, non viene fatto assolutamente niente. No, l'importante è che siamo in campagna elettorale e il signor Brugnaro ha fatto bello Piazza Mercato. Quando piove vai via in barca, guarda che roba, è che 3 giorni, 4 che non piove più. Adesso ti faccio vedere una cosa, ecco, c'è una persona che è 6 anni che non abita più qua, guarda che bosco che c'è. Nonostante sia stato chiamato diverse volte l'ATER, lì è pieno di pantegane, scarafaggi, topi, di tutto c'è. Niente, questa è una situazione che abbiamo già denunciato all'ATER e abbiamo ripreso il discorso ultimamente con il nuovo presidente Speranzon dell'ATER. Cosa ha fatto Speranzon? In questo momento nulla. Zero assoluto. Diciamo che hanno abbandonato tutti, dall'ATER in primis, e poi anche il Comune di Venezia non ha mantenuto le promesse fatte 5 anni fa in campagna elettorale, insomma.
E cosa vi avevano promesso? Ci avevano promesso manutenzioni, ci avevano promesso l'eliminazione degli abusivi, che invece si sta rinnovando continuamente. Come si può vedere è una situazione degradata al massimo, in cui non c'è nessun intervento sistematico dell'Ater, ossia il presidente Speranzon non ha messo mano su una zona che man mano si degrada sempre di più, al di là dello svuotamento di appartamenti, perché ci sono molti appartamenti chiusi. Il problema vero è che non c'è una capacità, una inventiva o una volontà politica di intervenire su una zona come questa, che è fortemente degradata. L'abusivismo, perché c'è l'abusivismo? Perché le case adesso sono chiuse 20 anni, bisogna cercare di valutare, di fare un bando per le giovani coppie, se no qua rischiamo il degrado. Spacciano tutti i giorni, mattino a sera, le case sono chiuse, fanno quello che vogliono, bisogna cercare di capire anche con il nostro sindaco Beretta che valutare cosa fare. Ecco. Ma avete fatto delle proteste con il presidente dell'Ater? L'altro anno ho chiesto un incontro con il presidente dell'Ater, Speranzon. Ho parlato più di mezz'ora e non abbiamo concluso niente, perché ha detto che ormai ci sono diversi più proprietari che inquilini, ma con questo non giustifica, perché noi è 30 anni che portiamo avanti questa iniziativa. Perlomeno ho detto, perlomeno vieni a vedere che ti rendi conto che non abbiamo visto nessuno. Ecco, questa è l'unica cosa che abbiamo avuto. Il presidente dell'Ater di questi anni, che Speranzano, non è mai venuto? Mai venuto, no, non è mai venuto qua. Abbiamo chiesto di perlomeno si renda conto in che condizioni siamo. E purtroppo l'unica cosa ha detto è che purtroppo ci sono più inquilini che hanno acquistato che quelli che residono, e non può fare niente, insomma.